Mattinata importante, mattinata di festa per i tifosi bianconeri e nello specifico per i tre club che si sono piazzati rispettivamente terzo, secondo e primo nell'Auci Day 2015. Stiamo parlando del club di Cargnacco, del club di Roveredo in Piano e del vincitore per il secondo anno consecutivo San Daniele del Friuli, che vince appunto l'Auci Day 2015, che è stato istituito per l'ultima gara di campionato interna del girone d'andata, Udinese Cagliari, partita purtroppo finita 2-2, ma che ha portato allo Stadio Friuli ben quasi 1500 tifosi per questa iniziativa che in 2 anni di esistenza ha triplicato quelle che erano le presenze avute nel 2014. Tante le persone attese di tutti questi tre club che oggi riscuoteranno il premio, ovvero una maglietta dedicata, ma non soltanto quello, un giro dello Stadio Friuli che vi testimonieremo con tutte le premiazioni che avverranno qui dalla sala stampa dello Stadio Friuli, ma anche poi il giro dello stadio. Purtroppo non la migliore giornata dal punto di vista meteorologico, ma i premi che verranno anche svelati a bordo campo nel nuovo Stadio Friuli, che i tifosi non vedono l'ora di poter utilizzare quando sarà pronto. Con enorme piacere che vi do il benvenuto qui allo Stadio Friuli. Come avete potuto notare, uno Stadio Friuli che lentamente sta cambiando per quanto riguarda la struttura, sta cambiando per quanto riguarda tutte le parti ricettive. Terza piazza per il club di Cargnacco, siamo con Mauro Nadalutti. Comunque una postazione d'onore contro due club che si sono battuti alla grande in questo Auci Day, comunque una bella festa per i tifosi. Sì, bellissima. Beh, noi siamo il più giovane forse club, abbiamo 3 anni, è stato un successo che tutti i tifosi mi chiedono ancora quando verrà riproposto, perché abbiamo portato veramente tantissimi bambini, erano 107 persone le nostre, è un onore arrivare dietro a San Daniele perché loro sono veramente un club numeroso e storico. È stata una bellissima iniziativa, veramente il fatto di portare tanti bambini per noi è stata una grande gioia. È una gioia portare tanti bambini e comunque un club intitolato a un lottatore come Giampiero Pinzi fa sempre molto piacere. Quanto è importante comunque andare a vederlo in campo con la sua energia che trasmette. Sicuramente.
tutti questi bambini, avendo come Giampiero come mito, come simbolo, capiscono anche l'attaccamento alla squadra, perché lui è uno che ha dato tanto e continua a dare all'Udinese, e spero che tutti sposino l'amore per questa squadra, la squadra della nostra terra, e avendo come Giampiero come simbolo è l'ideale, diciamo, da prenderlo come spunto, come riferimento. Squadra di questa terra ovviamente l'Udinese, siamo in attesa del nuovo stadio. Oggi ci sarà il tour di quello che è lo stadio parziale che sta crescendo, purtroppo non è una bellissima giornata, però l'attesa è tanta veramente di vederlo quando verrà tagliato il nastro del nuovo stadio Friuli. Non vediamo l'ora veramente, perché da quando hanno dato l'ok io aspetto veramente, tutti aspettiamo, perché è un valore aggiunto e non è una frase fatta. Tutti gli stadi inglesi che noi guardiamo, l'Juventus Stadium, lo stesso Marassi anche se è vecchio, aiutano molto la squadra a giocare e a trasportare entusiasmo. Lo stadio viene benissimo, adesso hanno posizionato anche gli ultimi gradoni fino a bordo campo ed è veramente bello sentire, penso, il calore. Pinzi ci ha detto quelle volte che ha giocato a Trieste che si sente molto di più il calore e un giocatore è spinto a dare ancora di più. Non vediamo l'ora di giocare nel nuovo stadio. Una domanda che abbiamo girato a tutti: è una stagione che l'Udinese ha avuto qualche alto e basso, voi tifosi siete stati un fiore all'occhiello davvero, sempre presenti, tantissimi anche in trasferte abbastanza lontane. Qual è il bilancio di quest'annata in generale per i tifosi e per il club di Cargnacco? Io ho notato in particolare quest'anno in un'annata veramente altalenante, non molto buona, se ormai possiamo dirlo, e questo affiatamento dei tifosi, lo stesso a seguire la squadra, mi ha sorpreso anche a me 7 volte, perché pensavo in certi momenti siamo scoraggiati, invece siamo andati lo stesso in trasferta ed è stato bello. Io penso che la società stessa sia orgogliosa di avere un gruppo di club così, gli ultra stressi che seguono la squadra anche in un momento di difficoltà. Io sono contento della stagione comunque, perché insomma può capitare dopo diversi anni, molti anni di un ciclo molto importante che ha avuto la società di Pozzo, di avere un calo. Adesso speriamo con lo stadio nuovo di ripartire però in una metà di classifica verso sinistra. E i propositi per il futuro di Cargnacco? Magari provare a vincerlo questa OC Day nel giro di pochi anni? Se viene riproposto ci metteremo il massimo dell'impegno, perché ripeto, ci hanno chiesto già altre famiglie, soprattutto le famiglie con i bambini, quando c'è questa nuova proposta, per cui ci daremo da fare al massimo per sconfiggere San Daniele, la cara Bianca Maria. Lost in the wild, so come to me now. I could use someone like you, someone who cares. Nel tunnel che i giocatori, o meglio non i giocatori, gli operatori della stampa e delle TV, abbiamo il salottino Sky, abbiamo il salottino Mediaset e anche il salottino Rai. Questo è quello che fanno tutti gli operatori del settore e appunto cronisti per arrivare al campo, anche per avere quelle che sono le indicazioni sulla formazione, ed è quello che oggi hanno fatto i tifosi bianconeri per arrivare qui, i tifosi dei club che abbiamo già elencato, Roveredo, Impiano, Cargnacco e San Daniele, che oggi con qualche cappuccio e qualche ombrello si godono questo momento, assaggiare il campo verde dello Stadio Friuli. Li vediamo ovviamente muniti di telefono, iPad e supporti fotografici vari per cercare di immortalare questo momento, che ovviamente è unico. Non è unico per San Daniele, che è già la seconda volta che si presenta qui da vincitrice assoluta, il club tra i più antichi dell'intero Friuli. Oggi si gode ancora questa giornata di vittorie e appunto, come detto, in una giornata purtroppo un po' bagnata, con qualche ombrello di troppo. Sarebbe stato più bello vederla con il sole, però si godono tutte le novità dello Stadio Friuli, dal maxi schermo alle nuove gradinate, tutto ciò che sta sorgendo, perché sarà la loro casa del futuro. E il vincitore pone il vessillo, ovvero lo stendardo della Zebretta del Friuli, il club di San Daniele. Are you a psycho killer? Say I'm a psycho killer! I'm a psycho killer! Scream it! I'm a psycho killer! Show me your walker!
Seconda piazza per il club di Roveredo in Piano, siamo con Rudy Tramontini, un secondo posto comunque onorevole dopo questo San Daniele che vuole vincere sempre. Non è stata facile vincere contro un club molto organizzato, però diciamo siamo molto contenti perché portare 150 persone da Pordenone, sono 60 km, organizza i pullman, fai tutto, cioè, è stato un bel lavoro, però siamo molto contenti. Insomma. Lavoro importante, però ripagato da giornate emozionanti per seguire l'Udinese. Comunque il bilancio della vostra stagione e di quella dell'Udinese com'è? Beh, quella dell'Udinese la conosciamo tutti, insomma, speravamo qualcosa in meglio, soprattutto come diceva prima Andrea, con le squadre in fondo alla classifica di fare qualche punto, però per noi, quanto riguarda noi tifosi, noi abbiamo sempre la stessa passione e siamo sempre presenti in tutte le trasferte quando possiamo e quando il lavoro ce lo permette. Soprattutto bisogna sempre conciliare la passione con il lavoro. L'ultima considerazione inevitabile: sta crescendo questo gioiello, questa nuova casa, il nuovo Stadio Friuli. Quant'è l'attesa di poter portare il vostro club nella nuova casa? Ma guarda, io c'ho un bar e c'è un sacco di persone che mi chiede a me quando possiamo fare il biglietto, quando non possiamo, pertanto possiamo immaginarci quando possiamo. Siamo tutti che aspettiamo con voglia, insomma, di esserci soprattutto dopo che dai tempi di Zico che io vado là, adesso vado per un nuovo stadio, insomma. L'emozione con Totò. Con Totò speriamo, sì, è chiaro, il numero uno. Un bellissimo momento da immortalare anche per gli appassionati di ornitologia, perché sono arrivati tanti volatili che sono utili, i falchi addestrati dei falconieri per mandare via quelli che sono i piccioni dal perimetro dello Stadio Friuli. Cercano anche un po' di scappare, però comunque è molto bello da vedere quello che è l'aggregamento di tutti i tifosi bianconeri. Come abbiamo detto, è stato posto il vessillo del vincitore con la maglia anche di San Daniele. C'è anche proprio Bianca Maria Gonano che si avventura a mettere sulla mano uno dei falchi, ecco qui, ed è riuscita anche in maniera perfetta all'operazione. Come al solito pioggia di fotografie, chissà che non diventerà anche il prossimo foto di profilo Facebook di Bianca Maria Gonano. Questa è ovviamente un'annotazione a margine. Davvero quello che ruba l'occhio è la moltitudine di tifosi che adesso si sta mettendo in posa per la foto di rito di questa bella giornata. Culmina la visita premio di questo Auci Day proprio nello Stadio Friuli. Tante novità, questo stadio che sta crescendo, tanta davvero l'attesa per vederlo operativo l'anno prossimo. Beh, già arrivare dentro e vedere l'anello basso della curva è un'emozione, perché la curva è il cuore pulsante di tutto lo stadio, lo era. Io spero che il nuovo stadio sarà tutto lo stadio cuore pulsante dello stadio, giusto per ripetersi. È un'emozione, di solito siamo abituati a vederlo dagli spalti, essere sul terreno di gioco è comunque una cosa che tutti i tifosi vorrebbero un giorno provare, e con queste iniziative ci dà la possibilità ai tifosi di arrivare a toccare con mano anche l'erba dove gioca la squadra, ed è comunque, sono delle belle iniziative da ripetere più avanti. Davvero una bellissima iniziativa l'Auci Day, dicevi giustamente nella sala stampa dello Stadio Friuli, da 500 tifosi della prima edizione a un triplo di quest'anno. Davvero non si pone limiti comunque l'Auci per arrivare anche a ulteriori traguardi, perché questo Auci Day comunque verrà riproposto senza dubbio. Sì, io volevo fare una battuta al Presidente Soldati quando ha detto il prossimo anno lo rifaremo e vedremo di fare numeri ancora più importanti, e volevo fargli una battuta, spero di no, perché vorrebbe dire che lo stadio è già sold out per conto suo, senza che ci sia l'Auci Day per portare altre 2000 persone, no? Quindi noi ovviamente era una battuta o una speranza, dipende, ma se verrà riproposto il prossimo anno, come credo che verrà riproposto, comunque la nostra parte la faremo sempre. Infine un'ultima considerazione proprio sul tifo in generale. Innanzitutto è bello vedere
club comunque più longevi, club più giovani, classificati nelle varie posizioni, ma anche un plauso a voi tifosi, perché come abbiamo detto già anche ai presidenti dei club, in una stagione in cui l'Udinese qualche volta è scivolata, si è rialzata, però voi tifosi siete sempre stati costanti, anche nei momenti più brutti, le trasferte, contavamo sempre varie centinaia di tifosi, questo è molto bello. Beh certo, l'annata è stata un po', come ha detto anche il mister prima in conferenza stampa, un po' saliscendi, sono alternate partite belle con un buon calcio a partite orribili come può essere Cesena. Noi ci siamo sempre vicini, abbiamo anche dovuto alzare la voce con l'aplomb che ci contraddistingue, ma è più una critica da persona innamorata di questa squadra, non una critica fine a se stessa. Infatti dopo la critica che abbiamo avuto, comunque la squadra ha risposto positivamente, la critica è stata accettata perché comunque era una critica costruttiva. E su questo sorriso finale vi facciamo capire perché. Inquadriamo quanta gente voleva disturbare l'intervista, non ci sono riusciti perché qui siamo di fronte a esperti del settore. Grazie Daniele. Ciao. La vita è fatta a scale, c'è chi scende e c'è chi sale, come i tifosi bianconeri che adesso si stanno avviando agli Skybox, perché non finisce qui ovviamente la visita delle nuove strutture dello Stadio Friuli.
con Bianca Maria Gonano in rappresentanza del club di San Daniele del Friuli, ancora una volta vincitore dell'Auci Day per il concorso scattato con Udinese Cagliari, e ancora una volta l'emozione di essere premiati qui da vincitori, perché è il club che ha portato più tifosi. Sì, è stata sempre un'emozione, sinceramente non pensavamo, perché così tanto, poi di ripetere, è anche un po' fastidioso nei confronti degli altri essere un po' sempre in mezzo, però probabilmente se ci sarà un altro Auci Day non faremo parte, no, non lo so, a parte la battuta, non pensavamo veramente dei numeri così alti e tanti tifosi, insomma si è passata la parola in tempi rapidissimi e insomma grazie al lavoro di tutti i ragazzi, i collaboratori e il direttivo, insomma è arrivato l'ira di Dio di gente, quindi sempre soddisfazione. Magari poi la voglia di Tris comunque arriverà con lo stadio nuovo, voi il prossimo Auci Day vi presenterete e sarete ancora più motivati di prima. Sì, adesso come dice Totò, adesso andiamo in vacanza e poi ci ripensiamo. No, vabbè, senz'altro abbiamo tanta gente che vorrebbe venire anche per poter gioire e usufruire e godere di una giornata come questa, perché insomma quello che Udinese Calcio ci sta dando la possibilità di fare oggi, insomma è una bellissima cosa, quindi li ringraziamo per la presenza qua di tanti tifosi stavolta e tanti l'altra volta, quindi grazie insomma. Una domanda che farò a tutti i rappresentanti dei club: voi siete stati comunque sempre ottimi in questa stagione, al di là dei risultati dell'Udinese, trasferte comunque sempre con tanti tifosi dell'Udinese al seguito, questo comunque è un fiore all'occhiello che vi va dato merito assolutamente di una stagione senza alti e bassi, magari l'Udinese qualcuno sì, voi no. Ma però sì, diciamo l'Udinese è un bel set, io glielo do sinceramente alla squadra, perché penso che insomma siamo tutti contenti e noi sì, quanto al gruppo devo dire ci siamo divertiti tantissimo, ogni trasferta, siamo recentemente rientrati da Roma, cioè delle cose che in gita scolastica si fa e quindi c'è tanta voglia di andare via insieme, di divertirsi e anche nei momenti negativi, che però non ce n'è stati veramente proprio decisamente negativi, il gruppo c'è, tanto la voglia di stare insieme, adesso stiamo già programmando per il prossimo anno, quindi ho della gente fantastica intorno a me, insomma grazie a loro. E con alle nostre spalle quella che è la nuova Curva Nord, chiudiamo questo speciale sull'Auci Day del 2015, davvero una bella mattinata, ripetiamo, forse solo non dal punto di vista meteorologico, ma la passione dei tifosi ha scaldato questa giornata un po' freddina e abbiamo assistito a delle bellissime scene con tanti tifosi che sono accorsi qui e che speriamo, anzi siamo certi, gremiranno i nuovi spalti dello Stadio Friuli, la nuova casa del tifoso bianconero, perché ci sono tantissimi abitanti che non vedono l'ora di stare qui e fare il tifo come sempre per l'Udinese. Mattinata importante, mattinata di festa per i tifosi bianconeri e nello specifico per i tre club che si sono piazzati rispettivamente terzo, secondo e primo nell'Auci Day 2015. Stiamo parlando del club di Cargnacco, del club di Roveredo in Piano e del vincitore per il secondo anno consecutivo San Daniele del Friuli, che vince appunto l'Auci Day 2015, che è stato istituito per l'ultima gara di campionato interna del girone d'andata, Udinese Cagliari, partita purtroppo finita 2-2,
ma che ha portato allo Stadio Friuli ben quasi 1500 tifosi per questa iniziativa che in 2 anni di esistenza ha triplicato quelle che erano le presenze avute nel 2014. Tante le persone attese di tutti questi 3 club che oggi riscuoteranno il premio, ovvero una maglietta dedicata, ma non soltanto quello, un giro dello Stadio Friuli che vi testimonieremo con tutte le premiazioni che avverranno qui dalla sala stampa dello Stadio Friuli, ma anche poi il giro dello stadio. Purtroppo non la migliore giornata dal punto di vista meteorologico, ma i premi che verranno anche svelati a bordo campo nel nuovo Stadio Friuli che i tifosi non vedono l'ora di poter utilizzare quando sarà pronto. Piacere che vi do il benvenuto qui allo Stadio Friuli. Come avete potuto notare, è uno Stadio Friuli che lentamente sta cambiando per quanto riguarda la struttura, sta cambiando per quanto riguarda tutte le parti ricettive. Inquadriamo quanta gente voleva disturbare l'intervista, non ci sono riusciti perché qui siamo di fronte a esperti del settore. Grazie Daniele. Ciao. La vita è fatta a scale, c'è chi scende e c'è chi sale, come i tifosi bianconeri che adesso si stanno avviando agli Skybox, perché non finisce qui ovviamente la visita delle nuove strutture dello Stadio Friuli.
Terza piazza per il club di Cargnacco, siamo con Mauro Nadalutti, comunque una postazione d'onore contro due club che si sono battuti alla grande in questo AUC Day, comunque una bella festa per i tifosi. Sì, bellissima. Noi siamo il più giovane forse club, abbiamo 3 anni, è stato un successo che tutti i tifosi mi chiedono ancora quando verrà riproposto, perché abbiamo portato veramente tantissimi bambini, erano 107 persone le nostre, è un onore arrivare dietro a San Daniele perché loro sono veramente un club numeroso e storico. È stata una bellissima iniziativa, veramente il fatto di portare tanti bambini per noi è stata una grande gioia. È una gioia portare tanti bambini e comunque un club intitolato a un lottatore come Giampiero Pinzi fa sempre molto piacere, quanto è importante comunque andare a vederlo in campo con la sua energia che trasmette. Sicuramente, tutti questi bambini, avendo come Giampiero come mito, come simbolo, capiscono anche l'attaccamento alla squadra, perché lui è uno che ha dato tanto e continua a dare all'Udinese, e spero che tutti sposino l'amore per questa squadra, la squadra della nostra terra, e avendo come Giampiero come simbolo è l'ideale, diciamo, da prenderlo come spunto, come riferimento. Squadra di questa terra ovviamente l'Udinese, siamo in attesa del nuovo stadio, oggi ci sarà il tour di quello che è lo stadio parziale che sta crescendo, purtroppo non è una bellissima giornata, però l'attesa è tanta veramente di vederlo quando verrà tagliato il nastro del nuovo stadio Friuli. Non vediamo l'ora veramente, perché da quando hanno dato l'ok io aspetto veramente, tutti aspettiamo, perché è un valore aggiunto e non è una frase fatta. Tutti gli stadi inglesi che noi guardiamo, l'Juventus Stadium, lo stesso Marassi anche se è vecchio, aiutano molto la squadra a giocare e a trasportare entusiasmo. Lo stadio viene benissimo, adesso hanno posizionato anche gli ultimi gradoni fino a bordo campo ed è veramente bello sentire, penso, il calore. Pinzi ci ha detto quelle volte che ha giocato a Trieste che si sente molto di più il calore e un giocatore è spinto a dare ancora di più. Non vediamo l'ora di giocare nel nuovo stadio. Una domanda che abbiamo girato a tutti, è una stagione che l'Udinese ha avuto qualche alto e basso, voi tifosi siete stati un fiore all'occhiello davvero, sempre presenti, tantissimi, anche in trasferte abbastanza lontane. Qual è il bilancio di quest'annata in generale per i tifosi e per il club di Cargnacco? Ma io ho notato in particolare quest'anno in un'annata veramente altalenante, non molto buona, ormai possiamo dirlo, e questo affiatamento dei tifosi, lo stesso seguire la squadra, mi ha sorpreso anche a me 7 volte, perché pensavo in certi momenti siamo scoraggiati, invece siamo andati lo stesso in trasferta ed è stato bello. Io penso che la società stessa sia orgogliosa di avere un gruppo di club così, gli ultra stressi che seguono la squadra anche in un momento di difficoltà. Io sono contento della stagione comunque, perché insomma può capitare dopo diversi anni, molti anni di un ciclo molto importante che ha avuto la società di Pozzo, di avere un calo. Adesso speriamo con lo stadio nuovo di ripartire però in una metà di classifica verso sinistra. E i propositi per il futuro di Cargnacco? Magari provare a vincerlo questo AUC Day nel giro di pochi anni. Se viene riproposto ci metteremo il massimo dell'impegno, perché ripeto, ci hanno chiesto già altre famiglie, soprattutto le famiglie con i bambini, quando c'è questa nuova proposta, per cui ci daremo da fare al massimo per sconfiggere San Daniele, la cara Bianca Maria. Un bellissimo momento da immortalare anche per gli appassionati di ornitologia, perché sono arrivati tanti volatili che sono utili, i falchi addestrati dei falconieri per mandare via quelli che sono i piccioni dal perimetro dello stadio Friuli. Cercano anche un po' di scappare, però comunque è molto bello da vedere quello che è l'aggregamento di tutti i tifosi bianconeri. Come abbiamo detto, è stato posto il vessillo del vincitore con la maglia anche di San Daniele, c'è anche proprio Bianca Maria Gonano che si avventura a mettere sulla mano uno dei falchi, ecco qui, ed è riuscita anche in maniera perfetta all'operazione. Come al solito pioggia di fotografie, chissà che non diventerà anche il prossimo foto di profilo Facebook di Bianca Maria Gonano. Questa è ovviamente un'annotazione a margine. Davvero quello che ruba l'occhio è la moltitudine di tifosi che adesso si sta mettendo in posa per la foto di rito di questa bella giornata.
culmina la visita premio di questo Auci Day proprio nello Stadio Friuli, tante novità, questo stadio che sta crescendo, tanta davvero l'attesa per vederlo operativo l'anno prossimo. Beh, già arrivare dentro e vedere l'anello basso della curva è un'emozione, perché la curva è il cuore pulsante di tutto lo stadio, lo era, io spero che il nuovo stadio sarà tutto lo stadio cuore pulsante dello stadio, giusto per ripetersi. È un'emozione, di solito siamo abituati a vederlo dagli spalti, essere sul terreno di gioco è comunque una cosa che tutti i tifosi vorrebbero un giorno provare, e con queste iniziative ci dà la possibilità ai tifosi di arrivare a toccare con mano anche l'erba dove gioca la squadra, ed è comunque, sono delle belle iniziative da ripetere più avanti. Davvero una bellissima iniziativa l'Auci Day, dicevi giustamente nella sala stampa dello Stadio Friuli, da 500 tifosi della prima edizione a un triplo di quest'anno, davvero non si pone limiti comunque l'Auci per arrivare anche a ulteriori traguardi, perché questo Auci Day comunque verrà riproposto senza dubbio. Sì, io volevo fare una battuta al Presidente Soldati quando ha detto prossimo anno lo rifaremo e vedremo di fare numeri ancora più importanti, e volevo fargli una battuta, spero di no, perché vorrebbe dire che lo stadio è già sold out per conto suo, senza che ci sia l'Auci Day per portare altre 2000 persone, no? Quindi noi ovviamente era una battuta o una speranza, dipende, ma se verrà riproposto il prossimo anno, come credo che verrà riproposto, comunque la nostra parte la faremo sempre. Infine un'ultima considerazione proprio sul tifo in generale. Innanzitutto è bello vedere club comunque più longevi, club più giovani, classificati nelle varie posizioni, ma anche un plauso a voi tifosi, perché come abbiamo detto già anche ai presidenti dei club, in una stagione in cui l'Udinese qualche volta è scivolata, si è rialzata, però voi tifosi siete sempre stati costanti, anche nei momenti più brutti, le trasferte, contavamo sempre varie centinaia di tifosi, questo è molto bello. Beh certo, l'annata è stata un po', come ha detto anche il mister prima in conferenza stampa, un po' saliscendi, sono alternate partite belle con un buon calcio a partite orribili come può essere Cesena. Noi siamo sempre vicini, abbiamo anche dovuto alzare la voce con l'aplomb che ci contraddistingue, ma è più una critica da persona innamorata di questa squadra, non una critica fine a se stessa. Infatti dopo la critica che abbiamo avuto, comunque la squadra ha risposto positivamente, la critica è stata accettata perché comunque era una critica costruttiva. E su questo sorriso finale vi facciamo capire perché. Nel tunnel che i giocatori, o meglio non i giocatori, gli operatori della stampa e delle TV, abbiamo il salottino Sky, abbiamo il salottino Mediaset e anche il salottino Rai. Questo è quello che fanno tutti gli operatori del settore e appunto cronisti per arrivare al campo, anche per avere quelle che sono le indicazioni sulla formazione, ed è quello che oggi hanno fatto i tifosi bianconeri per arrivare qui, i tifosi dei club che abbiamo già elencato, Roveredo, Impiano, Cargnacco e San Daniele, che oggi con qualche cappuccio e qualche ombrello si godono questo momento, assaggiare il campo verde dello Stadio Friuli. Li vediamo ovviamente muniti di telefono, iPad e supporti fotografici vari per cercare di immortalare questo momento, che ovviamente è unico. Non è unico per San Daniele, che è già la seconda volta che si presenta qui da vincitrice assoluta, il club tra i più antichi dell'intero Friuli. Oggi si gode ancora questa giornata di vittorie e appunto, come detto, in una giornata purtroppo un po' bagnata, con qualche ombrello di troppo. Sarebbe stato più bello vederla con il sole, però si godono tutte le novità dello Stadio Friuli, dal maxi schermo alle nuove gradinate, tutto ciò che sta sorgendo, perché sarà la loro casa del futuro. E il vincitore pone il vessillo, ovvero lo stendardo della Zebretta del Friuli, il club di San Daniele. Are you a psycho killer? Say I'm a psycho killer! I'm a psycho killer! Scream it! I'm a psycho killer! Show me your war crimes! You are a pussy! I said show me your war crimes!
Seconda piazza per il club di Roveredo in Piano, siamo con Rudy Tramontini, un secondo posto comunque onorevole dopo questo San Daniele che vuole vincere sempre. Non è stata facile vincere contro un club molto organizzato, però diciamo siamo molto contenti perché portare 150 persone da Pordenone, sono 60 km, organizza i pullman, fai tutto, è stato un bel lavoro, però siamo molto contenti. Lavoro importante però ripagato da giornate emozionanti per seguire l'Udinese. Comunque il bilancio della vostra stagione e di quella dell'Udinese com'è? Quella dell'Udinese la conosciamo tutti, insomma, speravamo qualcosa in meglio, soprattutto come diceva prima Andrea, con le squadre in fondo alla classifica di fare qualche punto, però per noi, quanto riguarda noi tifosi, noi abbiamo sempre la stessa passione e siamo sempre presenti in tutte le trasferte quando possiamo e quando il lavoro ce lo permette. Soprattutto bisogna sempre conciliare la passione con il lavoro. L'ultima considerazione inevitabile: sta crescendo questo gioiello, questa nuova casa, il nuovo Stadio Friuli, quant'è l'attesa di poter portare il vostro club nella nuova casa? Ma guarda, io c'ho un bar e c'è un sacco di persone che mi chiede a me quando possiamo fare il biglietto, quando non possiamo, pertanto possiamo immaginarci quando possiamo, siamo tutti che aspettiamo con voglia di esserci soprattutto dopo che dai tempi di Zico che io vado là, adesso vado per un nuovo stadio, insomma. L'emozione con Totò. Con Totò speriamo, sì, è chiaro, numero 1.